Ci sono 700 persone ricoverate per Covid nelle aree non critiche del Veneto. E questo è il verdetto del primo bollettino di questa settimana che conferma ancora una volta l'aumento dei casi e la pressione sulla sanità. Vediamo che il trend ospedaliero continua a crescere. Ci siamo un po' più stabilizzati sulle terapie intensive, insomma abbiamo comunque aumentato di pochissimo rispetto alla giornata precedente, mentre i ricoveri in area non critica stanno aumentando notevolmente, siamo già, come diceva lei, a 700 persone ricoverate in area non critica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il famoso parametro del 15%, che è il limite per il passaggio all'area gialla, io credo insomma potrebbe arrivare molto presto, perché stiamo aumentando nell'area non critica in maniera molto veloce. La Regione sta monitorando con estrema attenzione anche il caso di variante Omicron riscontrato proprio in provincia di Vicenza, dove un uomo di ritorno dal Sudafrica è risultato positivo a questo ceppo. Il signore in questione ha pochissimi sintomi, quindi è un po' sintomatico, un po' di raffreddore, mi dicevano ha avuto qualche linea di febbre, quindi sembra che non sia così virulenta da un punto di vista insomma proprio di gravità come variante, però sembra sia molto diffusiva e quindi si diffonda in maniera molto forte e molto veloce. Se la variante Omicron dovesse iniziare a circolare, proprio a causa di questo grande potenziale, il numero dei positivi e quindi dell'incidenza si alzerebbe rapidamente. E questo potrebbe implicare un aumento ancora di più insomma, delle persone positive, anche se fortunatamente sembra insomma, non con un decorso grave oppure serio della malattia.